Crollo Ponte Morandi, ritardi negli spostamenti e difficoltà nel trasporto di merce e materiali anche per alcune aziende del Levante. Confindustria Tiguglio al lavoro per trovare soluzioni. Pronto entro la seconda metà di settembre il campo della colmata di Chiavari. I lavori hanno subito un mese di ritardo. La penale che la ditta dovrà pagare sarà investita nel nuovo impianto di illuminazione. Con l'arrivo dei fedeli nel Tiguglio si avvia la conclusione del pellegrinaggio diocesano a Lourdes. Tra i partecipanti anche Monsignor Marino che racconta a Lourdes per imparare a dire eccomi. La piccolezza di Maria e l'apertura del cuore, i temi di riflessione in vista della festa della Natività della Vergine a Monticelli. Sabato la messa solenne alle 17 con la benedizione dei bambini. Il Tiguglio rende omaggio ai 30 anni della scuola chiavarese del fumetto. 3 mostre e diverse iniziative a Chiavari per festeggiare la realtà fondata nel 1988 da Calegari e Bertozzi. Buongiorno ai telespettatori del TG13. Anche le aziende del Tiguglio devono fare i conti con le conseguenze legate al crollo del Ponte Morandi a Genova. In particolare sono 2 quelle che stanno avendo difficoltà nella movimentazione di prodotti e materiali, il centro Latte Tiguglio e la Revetro di Carasco. Ma anche chi tutti i giorni deve muoversi per raggiungere il posto di lavoro deve fare i conti con ritardi e tempi dilatati. La questione è stata messa al centro di un tavolo che si è riunito nella sede di Confindustria del Tiguglio. Sentiamo. Ritardi negli spostamenti dei lavoratori in arrivo dal ponente genovese, difficoltà nei trasporti dei prodotti e dei materiali da conferire in discarica per il centro Latte Tiguglio e per la Revetro di Carasco. Sono queste al momento le conseguenze dirette più evidenti legate al crollo del viadotto Morandi a Genova per il comparto industriale del Tiguglio. I problemi sono emersi nel corso di un tavolo riunitosi in Confindustria a Chiavari, dove si è cercato di fare il punto della situazione e guardare a possibili soluzioni per limitare disagi in primis ai dipendenti. Da questo punto di vista le aziende si sono già mosse cercando di dare la massima flessibilità in ingresso e in uscita a questi lavoratori. Poi per quanto invece riguarda le attività vere e proprie, le aziende interessate a qualche problema operativo sono la Revetro, che ha stabilimenti nel Tiguglio, a Carasco, ma anche stabilimenti a Genova, proprio nella zona interessata dal crollo. In questo momento tutta la parte di raccolta differenziata che viene realizzata sul nostro territorio, quindi un servizio pubblico che poi viene selezionata a Carasco, la parte che rimane di rifiuto indifferenziato deve essere smaltita nelle discariche. La discarica che veniva utilizzata dalla Revetro in questo momento è nella parte ponente di Genova, con conseguenti problematiche ad arrivare. L'azienda insieme alle istituzioni e a Confindustria sta cercando di trovare una soluzione che non appesantisca di costi la Revetro, ma consenta di avere un servizio efficace sia per l'azienda sia per la comunità in se stessa. L'altra azienda che ha qualche problematica è la Centro Latte Tiguglio, Rapallo, perché opera nel nostro territorio ma ha consegne anche nella parte ponente sia di Genova sia della Liguria, e in questo momento ci sono circa 15 mezzi che operano nella parte del ponente che non riescono ad arrivare a destinazione negli orari previsti. Problematiche queste destinate ad acuirsi con la riapertura delle scuole e l'arrivo della stagione autunnale. Tra gli auspici di Confindustria c'è la riapertura a breve della viabilità lungo il Polcevera, oggi ancora in zona rossa e minacciata da quello che resta del Morandi. Una vicenda, quella di Genova, che ha riportato in primo piano la necessità di investire sulla rete infrastrutturale del territorio, anche del Tiguglio. Investire in infrastrutture sia investire nel futuro dell'azienda, delle aziende operanti nel territorio, ma anche nel territorio stesso. Quindi ancora una volta il tunnel che collega la Fontana Buona per noi è strategico ed è importante, così come potenziare i servizi pubblici. E scendono in campo le associazioni dei consumatori sulle questioni delle concessioni autostradali e dei risarcimenti alle vittime e agli sfollati dopo il crollo del ponte. Oltre a condividere in queste settimane un percorso di ascolto e dialogo con le istituzioni locali e i comitati formatisi nel capoluogo ligure, hanno ottenuto su proposta di Asutenti che il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti si riunisca in via straordinaria a Genova il 20 settembre prossimo. A comunicarlo è stato il presidente dell'organismo e sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico Dario Galli. Notizia che troviamo sul nostro sito teleradiopace.com. Veniamo adesso nel Tiguglio, restiamo nel Tiguglio. Il campo A11 della colmata di Chiavari sarà presto pronto con il nuovo manto in sintetico, nonostante i tempi dell'intervento iniziati il 18 luglio siano allungati più del previsto. La riapertura è infatti prevista entro metà di settembre. Abbiamo sentito il consigliere comunale con delega allo sport Cesaretti per fare il punto
punto della situazione. Volgono al termine i lavori di adeguamento e messa a norma del campo da calcio a 11 della colmata Mare di Chiavari. Gli interventi interessano il rifacimento del fondo sabbioso, del manto sintetico e delle recinzioni del campo. L'opera è stata assegnata alla ditta Limonta Sport ed è costata al comune intorno ai 450.000 euro. I lavori, iniziati il 18 luglio, sarebbero dovuti finire entro 30 giorni. Il mancato rispetto dei termini causerà alla ditta una penale, che il comune investirà in un nuovo impianto di illuminazione per il campo. Oggi ci sarà l'omologa del sottofondo che sta per essere ultimato, come vedete alle mie spalle. Settimana prossima la ditta farà la posa di tutto quanto il manterboso e quindi si inizierà a vedere finalmente del verde, che è quello che tutti quanti auspicano di vedere, che dà un po' il segnale del fine lavori prossimo. Credo che dal 18-20 di settembre i lavori dovrebbero essere, anzi dico che saranno sicuramente ultimati e tutte le attività riprenderanno standard con tutte quante le squadre dei vari settori giovanili, con tutte le squadre delle varie categorie che lo utilizzano regolarmente, e ringrazio tutti coloro che hanno avuto pazienza, che hanno aspettato, che si sono comunque adeguati anche ad allenarsi nel campettino a seta adiacente o che hanno trovato altre destinazioni, perché comunque i lavori andavano fatti, finiti, e mi rendo conto quanto vengono un pochettino a compromettere una fase importante come la preparazione delle varie squadre, delle varie società, e altresì vero che però fra pochissimi giorni avranno un impianto che tutti ci invidieranno. Si avvia alla conclusione il pellegrinaggio diocesano a Lourdes. Il treno con a bordo i fedeli che in questi giorni si sono recati alla grotta di Massabielle è già in Liguria e sta per toccare le stazioni del Tigullio. I partecipanti riportano a casa tante emozioni, momenti di preghiera e di fede vissuta. A raccontare la sua esperienza un pellegrino molto particolare, Monsignor Gero Marino, attuale vescovo della diocesi di Savona-Noli. Sentiamo. Per me è stata un'esperienza importante, preziosa. A Lourdes mancavo da molti anni, credo una decina, e quindi venire adesso a Lourdes con tanti pellegrini malati della mia diocesi e anche delle altre diocesi della Liguria mi ha fatto molto piacere. È stato per me un percorso interiore in cui ho cercato di affidarmi al Signore, di mettere la mia vita nelle mani di Maria. Come dice il Vangelo dell'Annunciazione, alla fine Maria dice il suo eccomi, e credo che si venga a Lourdes proprio per imparare a dire eccomi. La grazia di Lourdes, la grazia dell'acconsentimento, del pieno abbandono, però è un abbandono che avviene appunto dentro un percorso, e forse anch'io in questi giorni, come tutti, ho tentato di stare dentro a questo percorso di affidamento. Insieme, per me venire a Lourdes in questi giorni era anche portare nella preghiera di intercessione delle persone care, alcuni malati, alcune persone che si sono affidate, che hanno chiesto di pregare, quindi sono stati giorni anche abitati dai nomi e dai volti di persone che non erano qui a Lourdes ma che in qualche modo ho portato con me. I pellegrini e i malati come hanno vissuto questi momenti? Mi è parso in modo unico per ciascuno, è difficile dare una risposta. Credo che certamente il pellegrinaggio a Lourdes è importante soprattutto per i malati. Devo dire una cosa che mi ha fatto anche molto piacere, parlando con diversi di loro, non si sono fermati a lamentarsi delle loro malattie. Mi hanno parlato di cose di famiglia, di altre preoccupazioni, ma non si sono pianti addosso. E questo è già un segno molto grande di una malattia che viene elaborata, e soprattutto i malati ci insegnano che malattia è un pezzo di noi, ma non è tutto di noi. Noi siamo ben più. Uno può essere malato o sano, ma ciascuno di noi è più che essere malato ed è più che essere sano. Ciascuno di noi è un mondo, la malattia è un pezzo di questo mondo. E la parrocchia di Santa Maria di Monticelli a Cogorno si prepara alla festa della Natività di Maria. Gli appuntamenti di oggi, giorno della vigilia, sono rosario alle 17:30 e la messa alle 18. Due i temi che saranno affrontati in questi giorni, la piccolezza e l'apertura. Sentiamo il parroco. Qual è il tema che farà da filo conduttore? I temi saranno due per quello che riguarda la vigilia, il tema della piccolezza, approfittando della prima lettura della festa della Natività di Maria che parla della piccolezza di Betlemme. Che cosa vuol dire piccolezza? Vuol dire che i piccoli sono quelli più aperti a Dio e al suo mistero.
ha guardato alla piccolezza della sua schiava, poi dice nel Magnificat la Vergine Maria. E lei ha saputo aprirsi, ha saputo ascoltare, ha saputo generare quella parola che è stata messa nel suo grembo. Sabato 8 settembre, festa della Natività di Maria a Monticelli. Anche in questo caso qual è il tema conduttore? Sarà quello dell'apertura, perché il Vangelo di questa domenica dice proprio così, che Gesù ha preso per mano, ha condotto e dopo aver toccato orecchie e labbra di un sordomuto gli dice apriti. Allora cercheremo anche noi di tenere aperto il cuore, tenere aperta la mente a quello che Dio ci chiede e ci vuol dire. Quali saranno gli orari di sabato? Gli orari di sabato sono alle ore 17, celebriamo la messa, che è anche messa della vigilia della domenica. Al termine dell'Eucarestia, che sarà molto semplice, dedicata soprattutto ai bambini, la benedizione dei bambini che offrono i fiori alla Vergine Maria e poi la processione, poi un momento di festa insieme. Le feste di Monticelli sono connotate così: la prima, quella di San Giuseppe, dedicata alle famiglie, e la seconda in modo particolare ai bambini, a tutti i bambini della zona pastorale di San Salvatore. Altre feste in diocesi: domani la parrocchia di Nostra Signora del Ponte a Lavagna celebra la patrona. Alle 8:30 le lodi del mattino, seguite alle 9 della Santa Messa. Nel pomeriggio alle 16:30 l'esposizione del Santissimo Sacramento e il Rosario. Alle 17:20 i Vespri e alle 18 la Santa Messa solenne. A Recco festeggiamenti per Nostra Signora del Suffragio. Saluto alla Vergine alle 3:30, seguito alle 4:30 dalla Santa Messa presieduta dal Vescovo Ausiliare di Genova, Monsignor Anselmi. Sempre con Monsignor Anselmi alle 11 la celebrazione eucaristica e l'offerta dei ceri alla Vergine. Alle 20 il canto dei Vespri con il cardinale Angelo Bagnasco e la solenne processione per le vie cittadine. Voltiamo pagina. La scuola chiavarese del fumetto, fondata nel 1988 da Renzo Calegari ed Enrico Bertozzi, festeggia quest'anno i 30 anni di vita. Per l'occasione il Comune di Chiavari ha deciso di celebrare questa ricorrenza con una serie di iniziative che occuperanno tutto il mese di settembre. Sentiamo. Che cosa rappresenta la scuola chiavarese del fumetto per la nostra città? Noi vogliamo celebrare questi 30 anni della scuola chiavarese del fumetto perché comunque è una fetta di cultura della nostra città. Noi siamo molto orgogliosi di essere concittadini di Tex attraverso le varie paternità che si sono succedute nel tempo, ma non solo di Tex. Sono nati tantissimi personaggi che hanno portato il nome di Chiavari in giro per il mondo e per l'Italia. Quindi questo rappresenta la scuola chiavarese del fumetto ed è per questo che meritava di essere celebrata occupando tutti gli spazi espositivi della città e anche le strade. Quindi io spero proprio che ci sia una grandissima partecipazione da parte della cittadinanza e che sia anche un evento più che una mostra, un evento di richiamo anche per coloro che da fuori si avvicineranno alla nostra città. Nel foyer dell'auditorium c'è l'esposizione, vedrete poi l'esposizione di una quarantina di ex allievi che oggi vivono disegnando nelle più importanti case editrici nazionali e anche d'oltreoceano, per cui questa è una grossa soddisfazione sicuramente. Dall'8 al 30 settembre si terrà una mostra dedicata al fumetto. È una mostra dedicata alla scuola chiavarese del fumetto e faremo un percorso che parte da qua, Palazzo Rocca, dove si vedrà un po' quello che è stato il percorso della scuola, gli insegnanti, anche i tantissimi posti che abbiamo cambiato, sembra proprio una migrazione. E poi al foyer dell'auditorium vedremo la mostra di una quarantina di ex allievi che oggi appunto sono professionisti e nella torre civica abbiamo messo i maestri che hanno un'esposizione di alcuni lavori dei maestri che hanno seguito e fatto di questa scuola quella che è in effetti. E domani a Sestri Levante sarà presentato il libro Brea, pescatore, operaio, artista, scritto da Francesco Barata e Angelo Coriandolo. L'appuntamento è alle 16 nella Sala Bodi, Corso Colombo, a Sestri Levante. Brea è il soprannome di Giambattista Carniglia, scultore nato nel 1905 nella Bimare. Lavorò come operaio nella fabbrica italiana tubi, coniugando l'impegno artistico all'interno della vita quotidiana. Gli autori della presentazione spiegano come la sensibilità di Brea rispetto alla natura e il suo modo di vivere l'esperienza artistica
artistica siano riassumibili come una vocazione di bellezza. Gabri Carniglia, figlia dello scultore, racconta come il padre non si sia mai arricchito grazie alle sue opere, nonostante la sua abilità fosse riconosciuta. Un amore puro per l'arte non finalizzato al guadagno. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti. Avvenire titola: Ilva riaccende forni e lavoro, intesa tra ArcelorMittal e sindacati favorita dal ministro Di Maio. Salgono a 10.700 i lavoratori riassunti, anticipati gli interventi ambientali e le reazioni dell'arcivescovo di Taranto Santoro è un punto di partenza, resta però il nodo inquinamento. Il governo si arma contro la corruzione, approvato il DDL, intanto l'importo della manovra sale a 35 miliardi, truffa allo Stato, Lega fondi bloccati per i vecchi maneggi, Salvini minaccia IRA. E per Genova il crollo del ponte Morandi, 20 indagati tra autostrade e funzionari del Ministero. Appello al governo, le famiglie numerose in campo, servono misure di sostegno adesso. Vivere bene con tanti figli, perché in Italia non si può, le famiglie numerose in campo dicono servono misure adesso. Al convegno di Rimini, nuclei con più di 3 figli a carico mettono a tema buone pratiche nazionali e internazionali e chiamano il governo siamo un valore. Il confronto sconfortante con gli altri paesi che in politiche familiari investono di più, con risultati evidenti in termini di natalità. E veniamo al secolo XIX, ponte, 20 indagati, si parla chiaramente del ponte Morandi, avvisi di garanzia a manager, tecnici e dirigenti ministeriali, PM, si tratta di omicidio stradale. Castellucci, amministratore delegato di Autostrade, dice io resto, va gestita l'emergenza, noi siamo responsabili e non colpevoli. Genova una priorità, la gronda sarà realizzata nei tempi previsti, dice l'amministratore delegato di Autostrade. Un possibile protagonista del nuovo ponte di Genova è Renzo Piano, che regala alla città il suo progetto: per la mia città un'opera che duri 1000 anni. Renzo Piano che ieri è stato premiato a Camoglia al Festival della Comunicazione. E poi ancora Ilva ha firmato l'accordo a Genova, nessun esubero. E poi dal nostro territorio, Scuola del Fumetto di Chiavari, festa per i primi 30 anni. Le imprese, la Astore si trasferisce da Casarza a Casella, ma manterremo i dipendenti, dicono i dirigenti dell'azienda. L'esperimento automobili rimosse per la pulizia delle strade, Rapallo decide la sospensione. E veniamo al lutto che ha colpito la Fontanabuona, l'addio di Moconesi a Francesco, sarai sempre qui con il tuo pallone. Vediamo appunto nella prima pagina del Levante 1 migliaio di persone al funerale del ragazzo di 16 anni colto da marori in traghetto mentre rientrava dalla Sardegna. Il parroco dice in questi ultimi 13 giorni ci hai fatto capire meglio cosa sia l'amore. Anche Criscito era accorso in ospedale da Franci, il capitano del Genoa, interpellato dalla famiglia, aveva risposto a questo invito. Veniamo a Genova. Il prossimo 14 settembre sarà una giornata della memoria per il crollo del ponte Morandi. Alle 11.36 un minuto di silenzio e poi si ferma e ricorda la tragedia con la musica e la poesia. Sul palco Solenghi, Amiliato, Dorighezzi e Bizzarri. Alle 17.30 racconti di testimoni, sfollati e soccorritori. Un cordone di bambini per commemorare le vittime, poi le parole di Masseghe Pensu. Alle 11.36 del 14 settembre le sirene a lutto mentre la città resta immobile e in silenzio, benedizione della curia. Ora andiamo in redazione per vedere se ci sono aggiornamenti con Giacomo Rizzi. Grazie Andrea, abbiamo un aggiornamento dalla redazione che riguarda un uomo arrestato per traffico di sostanze stupefacenti dagli agenti di polizia del commissariato di Chiavari. L'uomo, 50enne originario di Chiavari, è stato trovato in possesso di 2 grammi di eroina e 1 grammo di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire agli agenti altri 6,5 grammi di eroina. Sarà processato questa mattina per direttissima. Dalla redazione è tutto, linea a te. E una notizia di sport, infatti c'è attesa in casa della Virtus Entella, ma in tutto il mondo del calcio, per le decisioni del Consiglio di garanzia del CONI, che dovrà stabilire le sorti del campionato di Serie B, al momento a 19 squadre, ma che potrebbe ritornare ad essere a 22 squadre. Se così fosse dovranno essere decisi i criteri dei ripescaggi, cosa su cui conta la Virtus Entella. La seduta del Consiglio di garanzia del CONI si è riunita, è iniziata intorno alle 12:15 di questa mattina, e si attendono appunto l'analisi dei diversi punti all'ordine del giorno, tra cui quello del campionato di Serie B.
E con lo sport si conclude questa edizione del TG13, tutti gli aggiornamenti li troverete sul nostro sito teleradiopace.com. L'informazione torna questa sera alle 19:15 con la prima edizione di Tiguglio Oggi. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.